segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Ora pro nobis, autobus, autobus, SOS. Come vadi? Lupus in fabula, la suocera mea. Hai capito? Questo è un papus. Audax Fortuna Juvat. De gustibus. De gustibus. Fiat Voluntas mia. Qui c'è un qui pro quo. Cosa c'è qua dentro? Ma qua dentro non c'è niente. C'è un qui pro quo. Fiat 1004. Nell'ordine nostro, de profondi setani mea. Et in venerabilitate. Magnifico. Ore. De gustibus non ad libitum spudazzella. Ora pro nobis. Lo dice stesso il proverbio, rate non consumate, cioè vuol dire che si può consumare a rate. Anima dell'anima mea. Quandum archibus sei bonam. Bonam, bonam. Ah, sì, è tre volte buono, lo posso dire, che vai cercare? Il morituro di salute. Secondis, morsa tua, vita mea. Canem in chiesa, niscito fortunato. Sussurm corda. Che significa? Io mica parlo il francese. Animale, questo è siciliano, andiamo. Cave canem, inox ignoringes, est. Ma. Ora pro nobis. Gattibus, frettolosibus, fecit, gattini querces, audax fortuna juvat. A extremum malis, extremis remedium. Oh! Sarebbe un caso sabelli. Un che? È latino. Latte. Laudato sia, mio signore. Tersis. Non esageramus. Audax fortuna iuvat. Castigat ridendo mores. Ridendo castigo i mori. Roma caput mundi. Deus meus, perdonami. Come? Pecca mortum. Cave canem, in latino sarebbe barba cane. Sayonara. Oh, scusi, ma lei è cinese? No, avevo sbagliato. Linoleum. Remembris hominibus. De gustibus non ad libitum sputazzellam. Mi piace. Ma sai come si chiama in latino questa? Maiorana, de Maioranibus, che tradotto in italiano significa maggiorana. Comunque bus. Summa iniuria. Scusi, avvocato, ero distratto. Ho questa Giulia. Ma no, iniuria è latino questo. Scusi, l'avevo preso per siciliano. Ecco, secondo la simbolica. E allora, come dice il nostro amico, intanto io saluto Max del Papa, come dice il nostro amico Gramellini, è come la cicletta in latino, che sembra una fatica inutile perché pedali e resti fermo, mentre in realtà ti stai facendo i muscoli con cui potrai scalare qualsiasi montagna. E mi pare un giusto omaggio alla reintroduzione del latino volontariamente, se non ho capito male, alle scuole medie, giusto? Justus est? Sì, vado sulla fiducia perché io di quello che dice Gramellini poco capisco e meno mi curo. No, sono quelle cose. In bicicletta restando fermi. Sono quelle cose là della signorina Felicita, ti ricordi, no? Le cose giustissime, ineccepibili, perché il latino è un esercizio che sembra una fatica inutile, perché pedali e resti fermo, ma in realtà ti stai facendo i muscoli con cui potrai scalare qualsiasi montagna. Impara a scrivere e poi ci risentiamo, giusto? Sì, è come leggere Gramellini, è una fatica inutile. Perché resti fermo. Ma non ti fai i muscoli, però, resti fermo e basta. Resti fermo e basta. Però non diciamo che il nostro amico, il principe De Curtis, la sapeva lunga. La sapeva lunga. È ancora sfizioso e divertente oggi, poi con la finezza, no? Con l'eleganza, non c'era bisogno di caricare, veramente me lo siamo goduti questi 5 minuti. Sì, poi è eterno, è profetico. Io c'avevo una volta un direttore del giornale musicale che diceva sic transit mundi. Allora ha lasciato indietro notare, dice, guarda che gloria. non si dice così. La gloria dove l'ha lasciata?
manca qualcosa. E lui dice, ma a me mi piace così. De gustibus. Questo qua dirigeva un giornale, poi è scappato. Come diceva che era un musicologo. come Un musicologo se lo faceva come il latinologo, come il latinorum uguale. Sic transit mundi. Diceva il principe De Curtis, de gustibus, no? Ecco, bravo. No, questo qui era uno che copia tutto ancora oggi. Vabbè, adesso è sparito dalla circolazione, ma copia tutto. Ogni tanto qualcuno salta e dice, ma sui social, ma hai preso quella roba l'ho scritta io. E lui dice, le parole sono di tutti. Le uniche cose che non copia le sbaglia, perché sic transit mundi. Sic transit mundi non è male. È un'epigrafe. 40 anni, è un'epigrafe, è una roba da mettere sulla tomba. Sì. Ascolta, ma come stai? Ti senti abbastanza criptopalese oggi o no? Sì, più cripto che palese. Siamo pieni perché di dobbiamo spiegare ai nostri amici e amiche all'ascolto cosa vuol dire cripto, perché noi abbiamo inaugurato questa figura retorica e antropologica del criptopalese. Tu come lo intendi il criptopalese, Max? Poi ti dico la mia e poi sentiamo anche il parere degli ascoltatori. È un uroboro, è uno col serpente che gli parte e si finisce dentro da solo. No, cioè... Oppure qualcuno si domanderà, ma perché ci sono state 843.628 visualizzazioni, te lo posso dire, del nostro post sulla pagina Facebook di Radio Libertà, laddove era figurato un essere molto strano, che, diciamo così, ha molto a che fare col criptopalese, perché è un ircocervo, detta all'inglese un trusty servant, vale a dire un servitore fedele. Io non so come cavolo si sia passati dall'ircocervo al servitore fedele, però è la stessa roba dell'ircocervo. Qualcosa vorrà dire, Qualcosa vorrà dire che io non riesco a percepire. Siamo pieni di servitori. Ecco, di servitori fedeli ne abbiamo tanti, di ircocervi forse pure, e anche di criptopalesi. Quindi torniamo a bomba. Chi è il criptopalese? È uno che si sa com'è quello che è, però non lo dice, ma lo sanno tutti, perché si tradisce. E quindi è un cripto perché però non fa finta di niente. Questo è meglio dell'ircocervo, il criptopalese. Praticamente è una poria umana, è un così. Quanti ne abbiamo? Anche di quelli siamo pieni, di criptopalesi che insomma uno dice ma a chi la vuoi dare a bere? Ma a chi la vuoi dare a bere? Criptopalese? Proprio, sì, sono dei criptopalesi un po' mongo. Vabbè, e quindi c'è il segreto di Pulcinella. Ecco, esatto. Noi siamo pieni di... Per esempio a Sanremo, sto vedendo adesso chi va a Sanremo a presentare, erano tutti i segreti di Pulcinella. Ci vanno gli amici di Conti, Peccioli, Panariello, Pieraccioni, ma cazzo, sempre il clan dei toscani. Poi c'è Malgioglio, e io non posso spiegarmi questo qui, sta a fare qua, non capisco io. Facciamo della roba così un po' cripto anche noi oggi, per cominciare. Sì. Cioè non si capisce questo qui perché sia dappertutto, che era finito anche in disgrazia così. Evidentemente avrà qualche spinta da dietro, potente. Qualche manager, dico. No, non capisco perché hai dovuto precisare la provenienza della spinta. Perché dopo, se no, uno... Poi mi scrivono sui social, ma tu cosa volevi dire? Allora io cerco di sapere la completezza dell'informazione. Giusto. Poi c'è questa Bianca Balti. E chi è? Faceva la modella. Chi è? Ecco appunto, chi è? Era una che da giovane mi risulta faceva la squatter, cioè era una dei centri sociali. Poi siccome era bella, belloccia, le hanno fatto fare la modella, allora lei ha detto ho scoperto le gioie del jet privato, ma dentro resto una squatter. Una piccola Ilaler. Sì, così. E dopo questa qui, vabbè, poveretta, ci ha avuto un cancro, però non è che questa sia una buona ragione per andare a Sanremo. Questa non ha mai presentato niente, ma neanche una riunione di condominio, un coso. Va a Sanremo a presentare, perché ha avuto il cancro. Allora chiamateci tutti, chiamateci molti. No, io non ci andrei comunque a Sanremo a presentare, però è per dire che il servizio pubblico della RAI, di Sanremo, che è una trasmissione di regime, un fashion di regime, specula
sulle malattie. E qui torniamo al solito discorso. Si fa una gran copertura, dubito che questa qui andrà a cercare di spiegare come e perché le è scoppiato ancora in giovane età un cancro profondissimo alle ovaie, così come non l'aveva detto Allevi, che era andato là a baciare il pianoforte, a fare i risolini, eccetera. Di le cose, di cosa ti è successo, di quante volte hai assunto dei sieri che adesso tutti ammettono essere cancerogeni. No, quindi non lo diranno ed è una trasmissione ancora di regime. Nel frattempo, parlando di regime, ti ricordi l'avevamo detto forse la spuntata scorsa o poche fa, dove va Cecilia Sala? Dove va? Da Fazio. Da Fazio, subito. E poi andrà a Sanremo, ripetita Juvent. Tu avevi parlato a Totò. Sì, di sanremizzazione. Ripetita Juvent, quindi va a Sanremo e poi, perché Fazio è il viatico. Questo tipo, a proposito di cos'è il Cocervi, che sta sempre lì a balbettare per eccesso di servilismo, no? Di ossequio. E poi va a Sanremo, appunto, e poi dopo fa il libro e poi fa la candidatura col PD. È tutto già deciso. E io sono convinto che questa, prima ancora di essere liberata, quando era in cella, tanto sapeva che la liberavano, già stava organizzando la strategia. Questa qui è un'altra che vende il prodotto è se stessa. Un'altra criptopalese, diciamo così. Perché poi... Sì, è da escludere che questa qui vada a raccontare da Fazio o ad accennare alle ragioni o agli intrighi che hanno portato sia alla sua cattura sia alla sua liberazione. Si può capire perché chiaramente subentrano ragioni di discrezione, cioè ti dicono non parlare, però qui non c'è neanche l'approccio, non c'è la cultura, non c'è la profondità, cioè questa va lì a fare la fiction, a parlare delle mie prigioni come se fosse un Silvio Pellico di Netflix, andrà a parlare delle lenticchie, dello smalto, di quello che ero dentro, pensavo, mi contavo le dita, e poi va a fare pubblicità a se stessa, che è il contrario di ogni informazione. Qui siamo sempre lì. Senti Max, a proposito di musica, due cose. Tu ti sei occupato a lungo di musica, anche dal punto di vista giornalistico, no? Cosa c'entra Sanremo con la musica? Una domandina così da cretino perfetto, diciamo, quale io sono, sempre niente, sono e fui. Assolutamente niente. Secondo, ci vuoi parlare di un tuo libro, un tuo saggio, non so come chiamarlo, una tua serie di ritratti, diciamo così, sì, di pennellate musicali sconcertanti, si intitola così il tuo pamphlet, sì, lo possiamo definire un pamphlet? Sì. Un pamphlet per immagini, per soggetti, dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Perché tu me l'hai mandato, ma devo dire è una lettura gustosissima. E tra l'altro per chi ama la musica e i personaggi, diciamo così, che ne hanno fatto un po' la storia, di riffe o di raffe, è un saggetto veloce, bellissimo, gustosissimo, sconcertanti di Max del Papa. Lo troviamo dove? Sono contento, io non mi aspettavo questa cosa e non era assolutamente non era preparata, non era prevista. Tutto e sono contento che se ne venga a parlare qui. Sì, io non sono un critico musicale, non sono uno storico della musica e non sono neanche un musicologo, anche se un po' di musica l'ho studiata ai tempi e l'ho praticata. Questi sono dei ricordi di sconcertanti, perché erano artisti fuori dalle righe che hanno segnato la storia in maniera quasi sempre tragica. Ecco, tra l'altro anche il sottotitolo dice qualcosa, più che qualcosa, piccole storie di artisti troppo grandi. Sì, troppo grandi per una vita normale, troppo grandi per le convenzioni. Non è il solito discorso del musicista dannato, eccetera. Semplicemente sono personaggi che non sono stati capaci di reggere se stessi, di stare al passo di quello che erano, di quello che gli capitava. Ho cercato, naturalmente lì uno spazia un po'
quindi passi da Amy Winehouse a B.B. King, a David Bowie, a Chuck Berry, Billie Holiday. Poi ci sono i nostri, no? C'è Battiato, c'è Pino Daniele, c'è Mia Martini, questi che stanno entrando nella dimenticanza, disgraziatamente. E c'è Gaber, c'è Iannacci, cioè io lì ho cercato di fare un po' quello che abbiamo fatto l'altra volta noi insieme, quando si parlava di Milano, di Città Studi, di Lambrate, di Fausto Iaio, del terrorismo. Io ho cercato di fare con questi ritratti questa operazione, cioè se parli di Iannacci non puoi non parlare del Bar Gattullo, dell'Ufficio Facce e di quello che era Milano negli anni 60, di come dell'atmosfera di quando San Siro chiudeva, tutta la gente andava via dallo stadio e si vedeva l'ultimo tram che spariva nella foschia, nella caligine della domenica sera, che è una tristezza disarmante. Chi frequenta Milano e San Siro, eccetera, lo sa. Allora ho cercato di inserire questi ritratti in contesti fatti di tempo e di spazio, fatti quindi di memoria più collettiva, più sociale. E mi sono divertito a fare questa cosa qui. Il libro appunto è un pamphlet, non ha pretese. Io spero che qualcuno lo legga, perché mi piacerebbe accompagnarlo proprio in quei ricordi lì, che comunque si parla di persone che sono scomparse e di città. La Roma di Gabriella Ferri non c'è più. Quello che si portava addosso Mia Martini non c'è più. È lo stesso per Gaber, lo stesso per Iannacci, cioè non è solo un fatto di personaggi, ma di situazioni. Ho cercato di fare questo. Ed è dedicato a una persona, a un tuo amico, ricordiamolo, no? Paolo Benvenu è scomparso il 31 dicembre. Adesso lo stanno tutti recuperando, scoprendo, ma io sapevo che artista era, perché gli sono stato amico per quasi 20 anni, abbiamo fatto tanti spettacoli insieme, io facevo le mie letture, lui suonava, mi accompagnava, ci alternavamo, quindi sono ricordi che legano particolarmente. Mi hanno informato il 31 dicembre ed è stata una delle cose più brutte della mia vita, è stato uno shock che ancora io non riesco a superare. Adesso chiaramente lui ha avuto tutta l'attenzione, ma non voglio neanche dire l'attenzione che meritava, perché alla fine uno se ne frega, ma il riconoscimento del grande artista che era, sì, quello sì, e questo io spero di poterlo continuare. Ma sai che io ho avuto amici che mi hanno poi telefonato, mi hanno scritto e mi hanno detto: ma io mi ricordo che me ne parlavi, mi ricordo quando andavate a fare spettacoli insieme, però all'epoca non lo avevo capito, cioè, o forse ero più immaturo io, ero distratto. Invece adesso sono andato a sentirlo, perché la morte fa sempre di queste distorsioni, e dice che artista però che era, che musiche, che canzoni. Ed era, sì, e qui, oltre ad essere una persona particolare, speciale, perché lasciava sempre il segno, perché era una di quelle poche persone che cambiano, con un incontro cambiano la vita, arricchiscono la vita di chi li incontra. Aveva i suoi difetti, era anche paraculo, perché lui ti incontrava e ti faceva sentire l'unica persona al mondo, che non era così ovviamente, però sai, i poeti sono anche così. Però da un punto di vista anche musicale, qui parlo di progressioni armoniche, di armonie, di soluzioni, di arrangiamenti, era veramente diversi passi avanti a moltissimi. Cioè c'era proprio, oltre che un'arte, c'era una profonda talento e conoscenza della musica, delle dinamiche, e quindi tutto questo è morto a 59 anni, sai quanto avrebbe potuto fare ancora. Però i dischi che ha lasciato, 7-8 dischi, sono tutti da conoscere. E io ho ancora molto trauma, ma proprio un trauma, una disperazione, perché tanto è un amico di vita che non c'è più, non ho potuto salutarlo. Poi comunque sai anche che sono di quegli artisti che non tornano,
non sono ripetibili, non sono fungibili. Sono veramente disperato. Allora, proprio ve lo consiglio, andatelo a cercare, Sconcertanti di Max Del Papa, Sì. piccole storie di artisti No, troppo per grandi, dire, lo perché trovate su Amazon. se Però no sembra che no, vaneggio. No, tu l'hai ricordato perché effettivamente l'ultimo ritratto è per lui. e poi mi è venuto Cioè il libro proprio... si chiude su Allora, quello, sì. di Mi ero sicuro, dimenticato di di sicuro dirlo. non ci eravamo proposti di parlare di questo libro, mi è venuto in No. mente adesso, questa mattina, ma ce l'avevo in mente da prima e non te l'avevo neanche detto, Max, quindi, No. quindi va bene così. Leggetevelo perché è un bellissimo libro, tra Grazie. l'altro proprio trovate dentro quello che ha detto Max adesso. Sì, la cosa Cioè, terribile è questa, che questo era un libro che io avevo in mente da un po' di fare, dicevo lo farò, quando lo fai, qualche amico mi diceva quando lo fai. Poi cosa va a finire? Va a finire che lo fai e scrivi di una persona che era parte della tua vita, con cui hai viaggiato, che hai ospitato a casa tua, che era, come sai quando si dice, era un fratello, eccetera, eccetera. Allora, scrivere di una persona che è così viva nella tua vita e che non c'è più è una cosa, perdonatemi il gioco di parole, però scrivere di quello è una cosa che ti uccide. certo, perché era stato E io ho concepito... dovuto chiudere il libro, e noi scherzavamo perché poi siamo stati anche cagionevoli di salute entrambi, facevamo di quegli spettacoli che stavamo con una fatica, ci appoggiavamo uno sull'altro, ma qui non c'è la retorica della rockstar, nessuno si drogava, era una fatica maledetta per vivere e dovevi lavorare tutti i giorni e non dovevi curare la salute, eccetera. E dicevamo, a chi tocca prima? Se tocca a me, mi fai la canzone, se tocca a te, ti faccio l'articolo. È toccato a me. Cioè, io che ho rischiato di morire per 1 anno e mezzo, poi è toccato invece a me ricordarlo. Mai te lo saresti immaginato, ovviamente, una cosa del genere, quando avevi concepito questo libro. No, tutto meno che questo. Poi uno proprio non vuole, il cervello si rifiuta. Tutto, ma non Paolo, insomma. Allora, Max, tra le tante cose di cui possiamo parlare oggi ce n'è una, e qui andiamo su tutt'altro piano, perché ritorniamo un pochino, diciamo così, alla nostra figurazione immaginifica, al nostro ircocervo, ai criptopalesi, che tanto cripto non sono, molto palesi a seconda del punto di vista di chi li osserva, eccetera, perché io non ho capito però una cosa, perché noi tenimmo un Metternich e a te non ti piace. Di Maio. Io non mi piace perché, perché non ti piace? Gigino Di Maio che è stato confermato come ufficiale diplomatico del Golfo Persico, dal Golfo Mergellina, mi sta diventando come Felice Caccamo, No. con la piocina proprio. E questo qui non si capisce cosa ha fatto per 2 anni, è stato messo lì da Draghi, no? No, però la motivazione è bella, la voglio leggere, poi ti lascio la parola. No? Leggila perché è veramente... Allora, perché Di Maio è stato riconfermato come inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico? Perché l'eccellente performance del rappresentante speciale Luigi Di Maio ha contribuito notevolmente, attenzione anche agli avverbi, a far progredire la cooperazione tra l'Unione Europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo e ha svolto un ruolo chiave, o Metternich, nello sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale con i paesi del Golfo nel campo delle consultazioni politiche, dialogo sulla sicurezza, commercio e investimenti, energia verde e anche, udite udite, relazioni interpersonali. Scurnacchiati, come hai scritto tu. A proposito di cripto, ma potevano dircelo prima, perché noi per 2 anni ci siamo chiesti ma cosa farà questo là? E non avevamo capito che praticamente gli equilibri geostrategici di tutto il mondo passavano per Di Maio. Questo è un comunicato che non dice assolutamente niente. Non c'è un costrutto, non c'è un significato, non c'è neanche un significante. Cioè, una cazzata. E dice, vabbè, ce lo teniamo, perché... Ma non, tuttavia io egli ha svolto un ruolo chiave. Un ruolo chiave? Sì, è meglio, Gigino è meglio Metternich. Non lo so cosa, non lo so che ruolo chiave, ma mi spiegassero in cosa. Non lo so, io pensavo, ma ero io una carogna, io pensavo questo gira, sai che aveva sconfitto la povertà lui, no, sul balcone.
la sua, e poi è sparito. Ma questi sono i prodotti di Grillo, sono i prodotti di Conte, sono i prodotti anche di Travaglio, vogliamo anche ricordarlo. Cioè, questa accolita, no, tra politica e informazione, noi abbiamo la schiena dritta, noi siamo contro il sistema, guarda là. Cioè questi qua, come in tutte le sette, prima si lisciano, si slurpano, per usare un termine caro a Travaglio, che lo attribuisce a tutti, ma forse se ne intende, e poi dopo si accoltellano alle spalle, no? Tra le scapole. Questo qui si menava, poi sa, è furbo, è scappato via un attimo prima, si è fatto mandare da Draghi nel Golfo, e lì evidentemente ha retto lui tutto lo scenario internazionale. Io non sapevo, ma a questo punto non possiamo porci dei limiti, cioè chi ci impedisce di pensare che un domani un vertice Trump-Di Maio, chi ci impedisce di pensare Di Maio presidente del Consiglio o anche della Repubblica? Diciamo così, sicuramente ha svolto un ruolo chiave, però dal punto di vista pubblico noi l'abbiamo mai visto svolgere un ruolo chiave? No, ma perché stava nell'ombra. Ah, nell'ombra. Come i civil servant, no? Un ruolo... Operano e non dicono. Stava dall'ombra, stava. Sì. Ha fatto un ruolo chiave. Ha svolto un ruolo chiave, tuttavia invisibile alla massa, al popolo, invisibile al popolo. Sì, perché insomma lui era uno che aveva le relazioni interpersonali, quindi queste cose quindi, si negoziano. Dobbiamo fidarci di quello che dicono nel falansterio degli arcani, come tu hai definito. Credo che sia una delle definizioni che mi è piaciuta di più dell'Unione Europea. Tu la definisci, l'Unione Europea, un falansterio di arcani imperscrutabili e dolorosi, che mi sembra una definizione sintetica, però dobbiamo fidarci che questo qui abbia svolto un ruolo chiave. Lo sanno loro. Ma a me posso essere un po' nostalgico e un po' greve. Tu, se mi dai la cosa, io te la vado, se no. Vai tranquillo. Vado. Allora io, quando ho sentito del ruolo chiave per Di Maio, che è di Napoli, mi è venuto in mente un personaggio napoletano di molti anni fa, ma anche lì c'era la diplomazia internazionale. Cioè io ero piccolo, avevo 10 anni, figurati, erano gli anni 70. Tu dirai sempre lì vai a tornare, può darsi, ma sono cresciuto lì, in quel tempo, in quel luogo. Negli anni 70 a Milano c'era posto per tutti, per chi lavorava, per chi trafficava, c'era e tutto sì. Mio padre all'epoca faceva l'onesto venditore di componenti elettronici, transistor, resistenze, erano quegli scarafaggetti, adesso ci sono i microchip, però allora erano quegli scarafaggetti di ceramica con le antennine che finivano nelle radio, nelle televisioni, ti ricordi, nei mangiadischi, nei mangianastri, e lui li andava a prendere in Giappone, perché all'epoca era il Giappone a produrli, negli anni 70, non adesso c'è la Corea, c'è la Cina, c'è il Vietnam, e veniva dal Giappone e li vendeva alle aziende italiane. C'era l'Eurofon che stava all'Idroscalo, che era un'azienda di tecnologia italiana, di giradischi, mangianati, eccetera. Vabbè, la Rolex, mi ricordo tutte queste cose. E andavamo a cena poi con i clienti. Una volta ci capitò tra questi clienti un camorrista, un capo camorra. Cioè, questo qui si chiamava Pasquale Esposito, figurati, detto zio Pasquale. Roba da barzelletta di Berlusconi. Cena, io avevo 10 anni e non si capiva bene di chi fosse amico questo qua. Era praticamente l'amico di un cliente di mio padre. Mio padre gli dava i componenti elettronici e questo qui evidentemente gli dava questo, che poi a Napoli ci faceva le radioline rubate, quelle robe lì. Allora una volta andiamo tutti a cena, questo qui con la pistola di madreperla, col calcio di madreperla, una roba alla Piedone e uno sbirro. Io dicevo, da qui non si esce. Pensa a quello che è capitato a Milano. E abbiamo fatto un vertice, c'era noi, mio padre così, uno di Legnano, poi c'era zio Pasquale di Napoli e c'era un giapponese, un fornitore, che si chiamava Yabata. Quando zio Pasquale l'ha visto, figurati se gli passava, se si faceva scappare l'occasione, ha cominciato in maniera ossequiosa. Buonasera mister Chiavata. Buonasera mister Chiavata. E quello, Chiavata. Sono andati altri 20 minuti, altro che totò.
Buonasera mister Chiavata, che mi sembrava Pino Daniele. Buonasera bella Ambriana, buonasera mister Chiavata. Fantastico. Allora lì mi è tornato in mente, ma non so per quali percorsi, il ruolo chiave Ah, ecco. di Di Maio. Mister Pensa alla Chiavata. testa. Mister Chiavata, quello è. Cioè qui entra tutto, la malavita, Piedone lo sbirro, Totò, Felice Caccamo, tutto, Pino Daniele, c'è tutto. Pensa che bei racconti che io faccio ai nostri cari ascoltatori, perché bisogna aver vissuto nella vita. Già, sì, questa è bellissima. Questa è stupenda, Max, questa è una perla che ci hai regalato. Ma guarda, ce n'ho tante, perché è quello, ma ne dovremmo riparlare. A Milano succede, adesso è tutta una roba pubblicitaria, a Milano succede quella roba lì. Buonasera mister Chiavata, e si inchinava. Ma poi, e quell'altro si inchinava. Ma poi mister Chiavata come interagiva, diciamo, con Pasquale? Ma insomma aveva capito, ma forse era della Yakuza, io non lo so, cioè tra colleghi, aveva capito, poi stava lì, faceva finta di niente. Sai, uno che ti mette la Smith & Wesson sul tavolo mentre mangia. E mi ricordo che c'era un ristorante dalle parti di Via Chimene, c'era una pizzeria, e lui, zio Pasquale, diceva per tutti, ovviamente, chi è che diceva no, questo mangiatelo tu. E allora c'erano solo due alternative. Ordinava lui. La pizza con le acciughe o senza acciughe, perché un napoletano non dice mai la pizza alla napoletana, se è verace, cioè, che disprezzo, pizza con le acciughe. Allora, pizza con le acciughe o senza acciughe? Io la piglio con le acciughe, tutti con le acciughe, con la pistola lì. Compreso mister Chiavata. Compreso mister Chiavata, buona, succede di tutto così. Invece è quello, non so, non credo che ci sia più. Ma poi il business è andato a buon fine. O business penso di sì, penso che è andato a buon fine per forza, perché così, ma erano delle cose. Ma guarda che a me una volta è successo che di esibirmi, ecco, vedi come tutto torna. Tutto torna. Senti, ho idea, Max, che dobbiamo fermarci un attimo, però, perché va bene, però poi ve la racconto, perché questa va raccontata. Questa ce la devi raccontare, ce la teniamo per dopo, tra qualche minuto, un paio. Bene, sì. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu è sempre a gala. E io, mentre andava questa clip del nostro mitico Acerbis, mi sono figurato sta scena, Max, la tavolata che tu descrivevi prima, compreso il nostro amico Acerbis, che a un certo punto cala il suo olio sulla pizza con le acciughe di mister Chiavata. Di mister Chiavata, perfetto, è verso così leggermente, perché tutto si tiene. E glielo dice in bresciano, perché l'Olibù va sempre a gala. Ecco, pensa che ci voleva Di Maio lì per fare il collegamento tra mondi, perché questi sono mondi. No, ma ci stavi descrivendo un altro sketch, diciamo così. Sì. Allora, uno dei primissimi, forse il primo, il secondo, reading concerto che io feci con Paolo Benvenu. Successe a Padova nel 2007, in un posto che era un centro sociale Buenaventura, che stava chiudendo, quindi aveva deciso un ultimo giro di spettacoli, chiamò noi e poi tramite il mio amico di Treviso Roberto, e poi chiamò Marco Paolini e poi si chiuse.
Era un centro sociale questo qui. Andammo e io feci una gran corsa perché mio padre era già in agonia. Era in agonia, infatti non era più cosciente, era sotto morfina, però avevo preso questo impegno. Allora dissi vado e vengo in poche ore, mi fermo lì a dormire una notte perché poteva andarsene da un momento all'altro. E in quella notte lì, in quello spettacolo, io lessi per la prima volta una sorta di congedo per mio padre, con cui non sono mai andato molto d'accordo, quindi il fatto della scomparsa poi implicava anche una serie di ripensamenti, di mancanze, di rimorsi, eccetera. Va bene. Faccio questo reading con Paolo, lui riparte leggo questa cosa, Paolo riparte subito, perché appunto stava finendo un disco e non si curava la salute. A me mi mandano a dormire al piano di sopra. Al piano di sopra sono in un solaio che è un porto di mare, c'era di tutto, c'erano robe e tra le varie cose mi buttano su un letto. Ora tu ti ricorderai come me che negli anni 70 c'era questo gusto terribile, c'erano i letti che nella tastiera avevano la radio, no? Te li ricordi? Sì. Una roba di un kitsch, di un caponesco, però il gusto era quello. Allora c'erano gli altoparlanti, c'aveva la radio sulla tastiera del letto. Io vado a vedere, cioè sto letto, per come era ridotto, avrà girato i 7 mari, ma veramente. E dopo 30-40 anni io mi ci trovo sopra, vado a vedere, la marca era della radio Eurofon. Quella radio lì l'aveva montata mio padre. Pensa tu. Tutti i componenti, perché mio padre era esclusivista per Eurofon, quindi tutta la roba, i componenti che venivano dal Giappone, da Mister Yavata, eccetera, erano finiti lì. Mio padre mi ha dato l'ultimo saluto lì, sono tornato 2 giorni dopo è morto. Pensa che storia. Sì. E lì tutto va a chiudersi, perché la vita poi sono tutti cerchi, che si chiudono a volte bene, a volte male. Infatti. A proposito di cose che si chiudono, tu hai scritto un pezzo su Oliviero Toscani, Siate geniali, un pezzo che hai ospitato sul tuo blog, Il Faro di Max del Papa, per chi ci sta ascoltando. Siate geniali, e chi legge il pezzo si trova davanti un bel sacco della spazzatura. Come lo vogliamo interpretare? Come se fosse stata una campagna delle sue. Trovatelo voi lo slogan. Del genio, no? Sì, io mi sono... a parte che... Cioè, ci ho visto proprio un segno dei tempi. È morto un genio. Ma perché un genio? Cioè, questo qui era una carogna. Ha vissuto da carogna e è morto da carogna. Genio no. Genio è un'altra cosa. Cioè, uno che... era uno che si stupiva il mondo. Può stupirlo in tanti modi. Era uno che era sovversivo, ma no, era un casinista d'ordine. Sai perché era genio? Perché aveva fatto i soldi ed era in mezzo al giro dei ricchi, dei potenti, dei padroni. Cioè, questo qui faceva le campagne per Benetton, poi quando sono morti in 43 crollati sotto un ponte, diceva chi se ne frega? Ma cazzo, che genio è uno così? Cioè, chi ha mai visto? Che scatti ha mai fatto? Che cosa... Cioè, lui ha preso la lezione della pop art, l'ha involgarita con una macchina, ma neanche con una macchina fotografica, con dei copia e incolla, con dei collage. Dai, su, faceva per sti qua dei baglioncini che costavano 50 centesimi in India, poi li vendevano a 100.000 lire qua o a 100 euro. E questo qui ha fatto la campagna col malato terminale di AIDS, il prete e la suora che si slinguavano. Ma queste sono... Perché è diventato famoso questo qui? Ricco, di famiglia? Perché nel 73 ha detto che Gesù Cristo aveva la faccia da culo. Punto. La campagna era, sai la frase di Gesù, chi mi ama mi segua. Lui l'ha messa sul culo di una donna, fasciato in short. Allora tutti dicevano, hai visto come bestemmia? Che figata, porco qua. No? Cioè Cristo aveva la faccia da culo. Questo era, ed è piaciuto molto perché è un certo tipo di pensiero di sinistra, sovversivo un cazzo, era un sovversivo d'ordine, non ha mai sovvertito niente. Ecco, e tu era parli... un razzista, e quindi appunto. allora va bene, era un razzista ed era uno che, cioè,
Perché era un moralista coi calabresi non si faceva fotografare. Non si faceva fotografare perché erano calabresi, poi i veneti che erano una sottorazza perché erano degli ubriaconi. Da che pulpito. E vabbè, ma cazzo, è arrivata una figlia a dire, a correggere 6 o 7 anni fa, a dire no, guardate, questo qui è meglio dimenticarcelo anche noi figli per tutto quello che ci ha fatto. Ma a parte questo, cioè io lì ci ho visto lo sciacallaggio, perché se tu fai una campagna per vendere maglioncini con un malato terminale d'AIDS non mandi nessun messaggio, è sciacallaggio, serve solo agli affari. Ecco, tu hai trovato l'aggettivo giusto, miserabile, la campagna sui malati terminali. Ma sì, ma tante così, perché poi tu vedi la persona, uno che dice ridendo augurava la morte a tutti, augurava la morte a quelli che non si erano vaccinati, ed è il segreto di Pulcinella che questo qui tramite vaccinazioni si è preso l'amiloidosi, perché è uno degli effetti peggiori dei vaccini. Non si deve dire, come si diceva prima, vabbè. Però insomma, perché questo qui è un genio? Perché ha fatto i soldi? Perché era nella manica dei Benetton e quindi quando crolla il ponte gestito il Morandi così, per difendere i Benetton diceva chi se ne frega se questi sono morti, e rideva. Ma è una carogna questo qua. Un omogeneo, nel senso che è omogeneo ai padroni. Ecco, sì, omogeneo, non un omogeneo. Ecco, era omogeneo ai padroni, cioè questo qui era uno strumento dei padroni. E poi faceva il sovversivo, ma no, era un provocatore. Max, era un provocatore d'ordine. Max, allora io questa roba qua che sono tutti geni mi ha rotto i coglioni. Allora, abbiamo 20 minuti scarsi, per cui direi alla regia, Simone che ci sta guidando in regia, che possiamo aprire le linee telefoniche. Chi vuole intervenire lo può fare allo 02 92 94 7222, ripeto il numero 02 92 94 7222, e intanto però mi hanno giustamente bacchettato gli ascoltatori, le ascoltatrici, un ascoltatore via WhatsApp. Che abbiamo fatto? No, io, cosa ho fatto io e me ne assumo la responsabilità, al 349 6709 659 i vostri messaggi WhatsApp. È Paola che mi ha preso in castagna. Si dice Justum est, non Justus est. Perché Justus è il maschile. Tu rispondigli come il mio direttore, a me mi piace così. Esatto, quindi sic transit mundi. Sic transit mundi. No, però ha ragione, Justum est, cioè è giusto, Justus è il maschile, lo sanno tutti, no? Compreso io. Comunque, sì. al di là di questo. Cryptus est. Cryptopalesis est. Palesis cryptus Staphylococcus bacillus aureus. Ti ricordi Lino Banfi che faceva l'esame per fare la guardia forestale? No, questo non me la ricordo. Vieni avanti cretino. Ah, beh, sì, giusto. È stanziele. Uccellinus passerus giusto. Adesso mi è sovvenuto. Intanto non so se abbiamo... Ci vola alto qua. Abbiamo una telefonata e poi un lungo messaggio di Alfredo che adesso vediamo di leggere. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Kenarca, sempre divertentissimo del Papa con i suoi aneddoti. Allora, meno male, sì. No, ma io da vecchio rincoglionito che sono la sera, sai, sono un pensionato che buco lo zapping, uno di quei tanti pensionati che stanno al parco a portare a spasso il volpino, insomma, e sono ridotto così, non c'ho il volpino però. Allora, quello che io volevo dire, no? Com'è ridotta l'informazione in Italia, no? In questi talk show che sono dei gallinai, cioè produce della covata, l'altro giorno della covata Travaglio, no? Tal Luca Sommi, ma che sto carnete, vabbè. Poi c'era uno, Andrea Scanzi, questo non ho mai capito, che fa sto benedetto ragazzo nella vita, che giudica, sentenzia, pontifica, ecco. Ce l'ha un mestiere. E qua poi... tocchi uno di quelli che piacciono tanto con Ilaria Salis al nostro amico Max del Papa, che ci ha fatto un bel pezzo anche recentemente. Comunque, prego Mario. Allora, io chiudo dicendo, no?
Poi c'è stato Berlusconi che l'ha piazzati tutti i comunisti, praticamente c'è due stanze, bagno e cucina a Piero Sansonetti, ogni volta ci ricorda che lui è un comunista, vabbè, ce l'ha detto 3000 volte. E poi c'è dolci sempundo Antonio Capranica, cioè io me lo ricordo, questo anni fa faceva l'inviato dell'Unità a Mosca, mo si è ridotto la profezia di Ionesco, no? Diventerete tutti notai. Praticamente il cavalier servente, il biografo della casa reale inglese, si veste con improbabili doppi petti. Avete mai visto Antonio Capranica? Personaggi. Poi ha piazzato Laura Berlinguer, da 20 anni direttrice del TG1. Ha piazzato tutta la famiglia, Bianca Berlinguer in prima e in seconda serata. Cioè, ecco, questa è in mano l'informazione. Lascio stare che la 7, perché la 7 è una TV militante e quindi vanno come un solo uomo, no? Come una falange macedone, e piazza tutti i napoletani. Chiara Valella, prima c'era Mirta Merlina, e poi è arrivato Zio Pasquale. Abbiamo trovato Zio Pasquale in cauda. No, Aspetta, per rimanere al latinorum, in cauda Romanus. in cauda Pasqualis. Allora, grazie. Un altro messaggio, però è forte il nostro amico Mario. Sì. C'è una verve. C'è una verve. Detto tutto lui. Io non devo commentare niente, ha detto tutto lui. Una cosa c'è da dire dopo. Di pure, Max, che poi sentiamo cosa ci scrive No, Alfredo. vabbè, sul fatto dei comunisti, tra virgolette, a Mediaset, ma questo l'abbiamo detto, questo sì, è deliberato, è voluto perché c'è la concordanza, la fusione tra Forza Italia e PD per far fuori sia Salvini che la Meloni. Qua siamo nel regno del criptopalese televisivo, proprio chiaro. Bravo, esatto. Chiaro, e siccome Mediaset è un'articolazione, cioè Forza Italia è un'articolazione di Mediaset, è chiaro che Mediaset determina questo tipo di alleanze in Europa e in Italia. Lo sanno tutti che oggi la vera alleanza è tra PD e Forza Italia. Così come sappiamo che Gigino Di Maio, l'uomo chiave, da grillino, ti ricordi cosa dicevano i grillini di Berlusconi? Sì. Bocca mia taci, perché solo a ripeterli è diventato di Forza Italia, è diventato un uomo di Tajani Di Maio. Tajani non si è mai opposto, come peraltro la Meloni, alla sua nomina come uomo chiave degli equilibri geostrategici internazionali, Staphylococcus, Uccellinus, Parasidus. E quindi tutto bene, si è riciclato. E allora ecco perché c'è la Berlinguer, eccetera, eccetera. Del resto degli altri non parlo perché... Allora, abbiamo un'altra telefonata, Max, allo 02 92 94 7222. Pronto? Sì, ciao Giulio, buongiorno Max, sono Walter. Mi sentite? Prego Walter, buongiorno. Sì. Buongiorno a te. Scusa, buongiorno a tutte e due. Comprerò il libro che hai detto stamattina di Max, li ho comprati tutti, li ho letti tutti con molto piacere. Devo anche ringraziare te Giulio in particolare per avermi fatto scoprire Piero Buscaroli. Sto iniziando a leggere il libro La storia dei vinti, non mi ricordo il titolo, ma sto leggendolo, e parlando di comunisti sono rimasto scioccato ieri nell'apprendere, a parte quello che ha fatto il padre di Enrico Berlinguer, ma anche il fatto che nella rappresaglia per l'attentato di Via Rasella, tra le persone che sono state uccise, la manina comunista che ha inserito più di 100, mi sembra, comunisti dissidenti che erano in carcere. Bellissima questa cosa. Questo era per spiegare a chi ancora non lo avesse capito cosa sono realmente i comunisti, cioè qual è la loro cattiveria e la loro tara mentale. Comunque volevo sapere se quella cena che ha fatto con mister Chiavata era a Chiavari o a Milano. A Milano, in via Archimede. A Milano. Era via Archimede. Al Cenacolo si chiamava, non so se c'è ancora. Via Archimede, che conosco bene perché ci abito vicino da quelle parti. Però a Milano non Chiavari, sarebbe stata più appropriata Chiavari, avrebbe chiuso il centro. Lo so, guaglio, non si può avere tutto la vita, non si può. Guaglio, si non li fai sa, è così. Allora, ma a Milano c'era un sacco di quei di Napoli all'epoca. Ma anche adesso però. Adesso ci sono un sacco di riciclatori di soldi in pizzerie, questo sì.
Comunque. Sì, che però sono più della 'ndrangheta, oppure sono di altri mondi, di altre provenienze, eccetera. Formalmente Cioè, anche formalmente la napoletane. morfologia milanese, anche da un punto di vista così di traffici, di cose, è molto cambiata naturalmente, perché una metropoli così si rimescola sempre anche in queste cose qua. Allora, Alfredo ci richiama alle questioni serie. I disservizi che si verificano ora nelle ferrovie, salvo ritardi previsti per lavori pienamente annunciati e diramati, sono dovuti al fatto della scarsa capacità di selezionare il personale da parte di Ferrovie dello Stato. Oggi vengono scelte persone in base al titolo di studio, pensando che la scuola li abbia preparati in modo adeguato, cosa impossibile. Una volta chi meritava sul campo avanzava di grado, non per titoli di studio. Chissà in che modo, non c'entra niente, chissà in che modo presi. Non c'entra niente il ministro di turno. Infine mi sento di aggiungere, è un ex capostazione il nostro Alfredo, mi sento di aggiungere che oggi non ci sono più gli istruttori che preparano bene i futuri ferrovieri, scrive il nostro Alfredo, ex capostazione. Altro messaggio, Maurizio, ma il governo italiano è d'accordo per Di Maio fino al 2027? Credo che però non c'entri nulla il governo italiano, o no? Avrebbe potuto sollevare, come già nella prima nomina, delle obiezioni, cioè se volevano stoppavano. Di fatto non si è ingerito e quindi sostanzialmente resta d'accordo. Transeat, per dirla con Totò, giusto? Ecco, bravo. Transeat. Mentre Transeat Gloria Mundi. Sic Transeat Gloria. Bravo. Basta. Sì, quella di Tozzi. Allora, Luciana da Muggio, carissima ascoltatrice, posso definire criptopalese Di Maio? Lo scriveva alle 10:11, ci siamo arrivati dopo. L'ho pensato anch'io 20 minuti prima. Portava le bibite agli emiri. Per non aver mai sentito parlare di lui da 2 anni, sarà per questo. Abbiamo un audiomessaggio di contenuto ignoto, per cui a nostro rischio e pericolo lo mandiamo. Mentre lo mandiamo. Transeat. No, aspetta un attimo, sento delle sovrapposizioni. Dobbiamo mandare un audiomessaggio da qua. Buongiorno, grandi, Max del Papa, sei uno spasso, stai facendo proprio divertire oggi. Grandi tutti e due. Ciao Fabio da Udine. Agli emiri, per non aver mai sentito parlare. No, ho aperto la diretta, per cui questo è il problema. No, perché siccome devi sapere, Max, che io non riesco a vederti, allora apro la diretta e viene fuori un casino. Comunque abbiamo sentito il nostro amico da Udine, se non sbaglio. E abbiamo ancora un messaggio. Concordo con Del Papa. Toscani era un parola che inizia per B, finisce per O, chiedere alla figlia. Stefano, buongiorno Giulio e Max. Per me quella poca cultura sul tema che ho, Oliviero Toscani è l'archetipo del trinariciuto conformista di guareschiana memoria. Allora, un altro ascoltatore, Luigi, è d'accordo con Toscani, pieno con Max, l'ho conosciuto quando fotografava a Milano al Super Studio, dove era conosciuto come fascistone, scrive il nostro Luigi. Sì, ma questi poi sono opportunisti, no? Ecco, tra l'altro, a me il criptopalese, un'altra cosa tipica secondo me del criptopalese è che cripto è fascista e palese può essere tutto il resto, può essere comunista, può essere progressista, può essere LGBTQI+, può essere quello che vuoi, ma poi criptamente è fascista, capito? Sì, quello sì. Sarai d'accordo, no? Perché tutti questi criptopalesi sono proprio di natura fascisti. Non fa una piega. Sì, sono quelli cliché che poi si impongono. Allora, scrive un altro ascoltatore, d'accordo con Max, Toscani era un po' parola che inizia con la C e finisce con la A e non sapeva nemmeno esprimersi. Toscani ha raccolto un'ovazione, diciamo, di commenti. Fabrizio, descrizione di Toscani perfetta ed esaustiva, piace ai sinistri perché tra carogne e servi si capiscono. E poi c'è Gino che io adoro, siete stupendi, senti che roba, senti che triade di verbi, siete stupendi. E Gino cosa sta facendo nel frattempo? Lavo, scopo e vi ascolto. Io mi compiaccio. Ti giuro, ha scritto così. Mi raccomando. Gino lava, scopa e ci ascolta. Quindi vuol dire che siamo afrodisiaci, non lo so, o porno. No? Oppure ispiriamo, diciamo così, il senso della pulizia. Delle cose, sì, lo sfrenamento delle passioni anche igieniche. Secondo me ispiriamo il senso della pulizia. Comunque, speriamo, almeno questo. Abbiamo un ascoltatore? 2, 3, 4, 5, quanti ne abbiamo? Uno in coda. Quanti ne vogliamo? In cauda venenum, dicevano a Bergamo Alta. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Luca da Colico. Non so se vi è sfuggita una notiziola, e cioè che la recente riforma della giustizia
impone, in caso di arresto di un indagato, di avvisarlo almeno 5 giorni prima, così lui può consultare le carte. Ma scusate, cioè, se io sono uno spacciatore che spaccio, cioè mi arriva una comunicazione e mi dice guarda che tra 5 giorni ti arrestiamo. A me mi sembra una roba possibile. No, ma non mi pare che sia proprio così, non mi pare che sia proprio... Io l'ho letto su un giornale locale. Sul Fatto così. Quotidiano, no? No, sul giornale della provincia di Como, se non sbaglio. Riferito, anzi di Varese, perché è riferito al problema dello spaccio nei boschi di Varese, sul lago di Como e in altre parti. Ma non credo che per quei adesso, francamente, non sono documentati. Scusami, aggiungo una piccola cosa. Questi spacciatori fanno pubblicità della loro attività su TikTok, con video, foto su TikTok, con nome, cioè, per cui sono riconoscibili e sono praticamente nessuno li va a toccare. E in più c'è quest'altra novità della riforma della giustizia, poi dopo tu mi correggerai perché io ho letto, riporto solo quello che ho letto, che ho capito. No, ma non per Grazie, gli spacciatori, direttore. credo abbia a che fare con l'abuso d'ufficio, con reati molto più evanescenti. Per i reati gravi non è affatto previsto l'avviso di arresto. Comunque, non di cose serie volevamo parlare noi, ma serissime. Lasciamo perdere le cose serie, parliamo delle cose serissime, giusto Max? Assolutamente. Ecco, allora, a proposito di cose serissime, qua il tempo sempre ad libitum, direi anche. Ad libitum, peraltro, no? bravo, ma è corretto, Ecco, ma è istangato. Justus est, capito? Io ho fatto quella figura di Melma che all'inizio lì è stata terrificante. Comunque, conoscevo Bari Palese, scrive Walter. Cripto Palese mi giunge nuova. Invece no. Però Bari Palese conta poco. Il Cripto Palese conta molto invece come categoria. Sì, come tipo umano. È in espansione. Ascolta, senti un po' prima di salutarci cosa abbiamo recuperato. Mandiamolo in onda con il video anche. Sì, buongiorno. Scusi, ho preferito mischiare, diciamo, un po' di caccia, un po' di pesca. Non sapevo bene. Caccia normale, caccia piccola, caccia grossa, caccia d'elefante. Ce l'ha visto. 8 milioni di fogliette, vinceremo. Non faccia lo spiritoso e si secca. Sì. Mi manda mio cugino Gaetano. Chi? Mio cugino Gaetano. Non conosco nessun Gaetano. Ma scusi, lei non è la signora Branzoletti? No, io sostituisco la signora Branzoletti. Vabbè, ma insomma lo stesso. E odio i raccomandati. Dunque, secondo le nuove disposizioni di legge, per esercitare come guardiacaccia lei deve rispondere ad alcuni brevi quiz di ornitologia per valutare la sua conoscenza sulla fauna da salvare. Sì, insomma, roba... Ha 10 secondi per dirmi a quale specie, sottospecie, famiglia appartiene questo esemplare e come si chiama. Si afferma con le mani e risponda. Ma scusi, io così vedo solo il culo dell'uccello. La coda, prego. C'è una coda, c'è. Voglio aiutarla. Si tratta di uno stanziale. Ah, è stanziale. Dunque, stanziale vuol dire che è un uccello che andando nella stanza, no, va nel corridoio, e andando alla cucina, un uccello domestico. Si sbrighi, prego. Oh, non mi può far vedere il becco? No. Lava. No. Perché? Perché dalle nostre parti ancora gli uccelli, no, noi li vediamo tutti, no? Il becco, la coda. Le sue considerazioni sugli uccelli non sono pertinenti. Mi dica come si chiama. L'uccello del prete, sì, Ucellus pretorum, scherzoso, che questo è l'uccello che è della sottospecie dei Spidocchiamendus maialorum, spidocchi di maiale quando c'è un gran... Ha sbagliato. Si tratta di un Canaris argenteus italicus telorentis. Ah, De Laurentiis, Dinus, della famiglia dei migratori che vanno in America, poi vanno a Londra e poi vanno in Italia. Allora, questo qui è l'importanza del latino, Max. Il latino è importante. Questo era un genio, poi si è buttato via, vabbè, però questo era un genio. Lì era proprio al culmine, diciamo proprio, Madonna benedetta. Era proprio nell'envireo. Allora, Max, dobbiamo salutarci. Sì. Raccomando agli ascoltatori di farsi un giro su ilgiornaleditalia.it, laddove anche il nostro amico Mario potrà leggersi un pezzo gustoso su Scanzi, il quale, diciamo così, parla di censura, capito? Dopo che tutti si sono svegliati contro perfino Zuckerberg. Un gran bel pezzo sulla Rai, dove tutti sono d'accordo sull'inno alla gioia per l'Unione Europea, quel falansterio di arcani di cui parlavi prima.
E poi naturalmente gustatevi il resto su Il Faro di Max del Papa, .altervista.org, ma anche su nicolaporro.it, dove il nostro Max ha scritto un altro bell'articolo oltre che su Di Maio, su Ilaria Salis e su Cecilia Sala, ma Salis Latinus Salis, Latinus est, Salis occupatricis, Latinus est. E poi c'è una chiosa su Gentiloni che ha scritto un pezzo per Repubblica favoloso, così come il commento di Max del Papa. Grazie Max, cosa dire? Adiuvandum. Io dico ad adiuvandum. Ma cosa dico? Chiudo in bellezza con una massima latina che va sempre bene, è come il cripto stanziale. Che può fare? Ubi opes, ibi amici. Grazie Max. Grazie a Stibi Max. A tutti, arrivederci. Avete ascoltato Auto da